La cucina siciliana è una delle più ricche, varie e sorprendenti del mondo. Ogni piatto è una storia, ogni sapore un'eredità lasciata dai popoli che hanno attraversato quest'isola. Ma da dove arrivano davvero le arancine? Chi ha inventato i cannoli? E perché la cassata è così diversa da qualsiasi altro dolce italiano? In questo video scoprirai i segreti della cucina siciliana, un viaggio nel tempo, tra invasioni, culture e ricette che hanno fatto la storia del Mediterraneo. Per capire la cucina siciliana, bisogna prima capire la Sicilia, un'isola che nei secoli è stata greca, romana, araba, normanna, spagnola. Ogni popolo ha lasciato qualcosa nei sapori, spezie, tecniche, ingredienti, riti. La Sicilia è una tavola apparecchiata dal mare e dal sole, ma anche un libro di storia scritto con l'olio d'oliva e lo zucchero di canna. E la storia inizia molto lontano. I primi grandi cuochi siciliani furono i greci. Furono loro a introdurre l'olio d'oliva, il vino, il grano duro e la cultura della panificazione. Agrigento, Siracusa e Selinunte non erano solo città potenti, erano luoghi dove si mangiava con gusto e raffinatezza. Poi arrivarono i Romani, che sfruttarono la Sicilia come il granaio dell'impero. Dalle loro tavole vennero la passione per le conserve, i formaggi stagionati e le salse di pesce, come il garum. Ma il vero cambiamento arrivò con un popolo venuto dal deserto, gli arabi. Con gli arabi, la cucina siciliana divenne qualcosa di completamente nuovo. Arrivarono agrumi, mandorle, zucchero di canna, riso, zafferano, melanzane e spezie. Fu un'esplosione di profumi e colori. Gli arabi portarono l'idea che il cibo non dovesse solo nutrire, ma anche stupire. Misero insieme il dolce e il salato, il caldo e il freddo, la terra e il mare. Da loro nascono piatti ancora oggi iconici, come l'arancina, la cassata e le granite. E proprio da qui comincia la nostra scoperta dei tre grandi simboli della Sicilia. L'arancina, o arancino se sei a Catania, è molto più di una palla di riso fritta. È un capolavoro di equilibrio, nato da nel Medioevo, in adottare e perfezionare la ricetta, facendo diventare un piatto da festa. Il nome arancina deriva dal colore dorato, simile a quello dell'arancia. E ancora oggi, a Palermo e Catania, si discute su chi lo faccia meglio. Ma forse la verità è che entrambe raccontano la stessa storia, quella di un'isola che sa trasformare ogni influenza in arte. Poche cose rappresentano la Sicilia come il cannolo, una crosta croccante, un cuore di ricotta dolce, canditi e cioccolato. Ma la sua origine è avvolta nel mito. Si dice che il cannolo sia nato negli antichi harem arabi di Caltanissetta, durante il dominio musulmano. Le donne lo preparavano come simbolo di fertilità e abbondanza. La forma allude alla vita e la ricotta dolce al piacere dei sensi. Quando arrivarono i Normanni, le monache dei conventi ripresero la ricetta, trasformandola in un dolce cristiano, preparato a carnevale. Oggi il cannolo è un'icona mondiale, ma dietro la sua crosta croccante c'è una storia di incontri, passioni e trasformazioni. Un dolce che unisce il deserto arabo e le montagne siciliane. E poi c'è lei, la cassata, la regina dei dolci siciliani, una sinfonia di colori, zucchero, canditi e ricotta, nata dall'incontro tra cultura araba, arte normanna e gusto barocco. Il nome cassata viene dall'arabo kas'at, che significa bacinella. Gli arabi iniziarono a mescolare la ricotta di pecora con zucchero di canna, creando una crema dolce. Poi aggiunsero pan di Spagna, pasta reale e glassa di zucchero. Nel periodo normanno, la cassata divenne un dolce nobiliare, decorata con mosaici di frutta candita come le chiese di Palermo. Durante il barocco, i pasticceri siciliani la trasformarono in un trionfo visivo, simbolo di abbondanza e festa. Oggi, la cassata è un'opera d'arte che unisce secoli di storia in un solo morso. Ogni piatto siciliano racconta un'epoca, ogni ingrediente è una parola in una lingua antica. Il riso parla arabo, la ricotta parla greco, lo zucchero parla spagnolo. La cucina siciliana
è il più grande esempio di fusione culturale spontanea del Mediterraneo, un laboratorio di civiltà dove il popolo ha saputo prendere il meglio da ogni dominazione e farlo proprio. E forse è per questo che ogni volta che assaggi un piatto siciliano non senti solo un sapore, ma una storia. La cucina siciliana è molto più di un patrimonio gastronomico. È un racconto di identità, resistenza e creatività. È la prova che la diversità non divide, ma arricchisce. Dalle arancine nate nel deserto, ai cannoli che nascondono un'antica leggenda, fino alla cassata che racchiude 1000 anni di storia. Ogni boccone è un viaggio nel tempo. E tu? Qual è il piatto siciliano che racconta meglio la tua storia? Scrivilo nei commenti e non dimenticare di iscriverti per scoprire altri segreti della Sicilia.